Beh, qui insomma sei di casa, Maurizio, no? Ma giustamente Zorzetto diceva, beh, speriamo che sia finita la sfortuna. Beh, soprattutto per loro, che ci sono tanti per lui e per tanti ragazzi, perché anche in settimana ha fatto male Rumiz, oggi scomparendo dopo 20 minuti, Rocco non stava bene, Carniello rientra da un problemino alla caviglia, ha tenuto duro fino alla fine, ci sono dei problemi, però credo che lo spirito che hanno dimostrato questi ragazzi oggi e in questi 20 giorni da quando sono arrivato sicuramente è importante per cercare di uscire da una situazione che era diventata complicata, però merito è loro, perché quelle cose che gli chiedo vedo che provano a metterle in pratica, e alcune sono riuscite anche abbastanza bene, e da lì ripartiamo per cercare di uscire quanto prima dal fondo classifica, dopodiché vedremo quali sono gli obiettivi che ci potremmo porre più avanti. Sentivo dire al collega che eri contento del reparto offensivo. Beh, direi bene, oggi Cima la carta d'identità l'ha cancellata perché... No, ma sono contento ripeto, non tanto per il gioco, per lo spirito che hanno dimostrato. Ho chiesto un sacrificio a un certo punto, quando loro ci creavano dei problemi con Tommasi, che veniva a prendere la palla lì e non riuscivamo ad accorciarlo, per cui chiedendo un sacrificio a loro siamo riusciti a riordinarci e non abbiamo più corso pericoli, per cui a loro grande merito, oltre al fatto che hanno creato i presupposti per fare dei gol, che poi li abbiamo sbagliati, ma io quando il giocatore arriva e poi sbaglia il gesto tecnico, sbaglia il gol, non è un problema, vuol dire che ha fatto tutto bene e dobbiamo lavorare per migliorare questi aspetti. In effetti è vero, la potevi ammazzare già nel primo tempo, avete sbagliato 2 gol, uno penso che clamoroso, penso che stanotte non dormirà. Ma è un ragazzo che viene da un momento Pluchino, è un ragazzo che ho voluto io fortemente, l'avevo l'anno scorso a San Donà e ha fatto 9 gol in 13 partite l'anno scorso, e a Treviso ha avuto dei problemi legati a tante cose, ma non credo sia giusto andare a sindacare le cose. Io credo che il ragazzo deve stare sereno, deve continuare a lavorare, e i gol arrivano. Poi è vero che per gli attaccanti fare gol è una medicina che non si può comprare in farmacia, però sicuramente i gol arrivano. Se lui continua a giocare, a lottare come oggi, ma ripeto, loro, e bene a Campora quando è entrato, perché mi ha dato una grossa mano a tenere sulla palla, a far girare la palla, a cercare di rompere il ritmo agli avversari, per cui davanti, come ho detto prima ai colleghi, sicuramente molto molto bene dal punto di vista della volontà. Buona continuazione. Grazie, grazie.